Il video che state per vedere è stato girato prima del DPCM del 25 ottobre 2020. In questo episodio... Tu hai la GoPro? Sì, dimmi. 10 giorni tra all'interno! Sì! Sì, il pilota padovano! Sì, il pilota padovino! Sì! No! No, no così! No! No! Roberto! Testa, sono vicinissimi Johnny 3! Wow! All'interno! Sì! Bravo! Bravo Johnny 3! All'interno! Johnny 3 all'interno sul kart numero A, leggero contatto. E infatti vedete col braccio destro fa segno di scusarsi e può passare avanti. Buona visione! Ma ritrova subito trazione ed è questa una buona notizia, si dovrà fiondare, si dovrà catapultare addosso ai kart che ha davanti. Vedremo se Johnny 3 riuscirà a colmare il gap, riuscirà a francobollarsi sotto, riuscirà a farsi sotto i kart, ma sta già guadagnando qualcosa perché il kart numero 26 trattasi di Berto e il kart numero 21 trattasi di Cavasin si stanno scornando, stanno battagliando testa a testa e Johnny 3 sfrutta questa opportunità, dà il tutto per tutto. Ovviamente tra i due litiganti il terzo gode ed è già subito in scia. Giro numero 6 iniziato, giro numero 5 concluso in 1.06 330 per Johnny 3 ed è già sotto in quasi metà gara. Attenzione all'interno sul tornantino di sinistra, si ributta dentro, posizione riconquistata, kart numero 19, Johnny 3 presente, giro numero 6 che ha le fiamme e Johnny 3 verde il numero 21 davanti a sé e Johnny 3 passa in questo momento parallelo alla linea del traguardo. In questo momento il tornantino a sinistra è lì in scia, vede il numero 21, ne sente l'odore, fiuta quello che potrà essere un sorpasso che potrà venire tra qualche giro. Siamo a 43 secondi esatti in questo giro numero 6. Ovviamente il tempo tiene, attenzione al leggero contatto, ha subito un leggero contatto, avete visto uno sbandamento da parte del kart 19, evidentemente deve aver subito un contatto. L'importante è che non abbia perso trazione, che non sia andato fuori strada e che ovviamente continui. Infatti avete visto, ha perso qualcosina, passa in questo momento, giro numero 7 iniziato, 1.04 971, è finito il sesto giro con quel tempo lì. Curva il tornantino a destra, ovviamente adesso il tornantino a sinistra. Johnny 3 ha perso qualcosa rispetto al kart che lo precede, ovviamente il numero 21, tuta bianca e casco bianco. Ovviamente i migliori porteranno a termine 20 giri in questi 20 minuti del GP7 qui in pista azzurra, in questo Amici Kart Team Veneto, il quarto campionato in questo 2020. Ritorniamo a noi, Johnny 3, giù tutto il piede sull'acceleratore, qui mantiene cambio di traiettoria, cambio di direzione ovviamente in questa curva che è molto veloce dove si va a cercare trazione, punto di corda sulla destra, si sta riportando sotto ed è questa una buona notizia, parte veloce ed è già sotto, traiettoria bellissima per Johnny 3, gli è sotto, vedremo qui, gli è sotto ed è Johnny 3 che porta a compimento in 1.04 379. Vedremo se riuscirà a buttarsi dentro in questa prima staccata. No, lo vede lì, si gira anche il kart 21, eccolo, si gira ancora, cerca di appaiarsi, incrocio di traiettoria, Johnny 3 prova a incrociare la traiettoria ed è sempre lì, gli è francobollato al numero 21 ed è un testa a testa, 19 contro 21, passano parallelamente sulla linea del traguardo. Johnny 3 prova a farsi sotto all'interno, Johnny 3 all'interno sul kart numero A, leggero contatto e infatti vedete col braccio destro fa segno di scusarsi e può passare avanti, gli restituisce la posizione. Sportività, fair play da parte di Johnny 3, un applauso per il pilota del campagnolo di Brugine che va a dare quel che gli spetta. Ma attenzione, il kart di nuovo appaiati, 19-21 appaiati ancora, si butta, perde la posizione Johnny 3, vediamo, tiene giù il piede, e l'importante è quello, tiene giù il piede, incrocio di traiettoria su Berto,
testa a testa, sono vicinissimi Johnny 3, wow, all'interno, sì, bravo Johnny 3, si ributta, mantiene la posizione ed è così che ti vogliamo, giro numero 9, il giro 8, concluso in 1.06 e 0.91, ha perso qualcosa rispetto a Berti, ha perso qualcosa rispetto a il numero 21 Cavasin, perché c'è stata una battaglia con Berto, il kart numero 26, ma l'importante è stato veramente bello che Johnny 3 nella parte finale, nella parte conclusiva abbia tenuto il piede sull'acceleratore anche sul cordolo. Giro numero 9 è iniziato, siamo quasi al giro di boa, 16 secondi in questo momento. Johnny 3 va a affrontare il tornantino di destra, vede ancora il kart 21 davanti a sé, c'è qualche decimo di ritardo da parte di Johnny 3 e il numero 21, trattasi di Cavasin. Tornantino adesso che vanno a affrontare su questa parte di destra, eccolo, due linee diverse. Johnny 3 sfrutta la trazione, gli è sotto Johnny 3, gli è sotto, prova ad andare all'interno, no, non ci riesce, ma è lì, era un ruota ancora, prova a buttarsi, tocca frenare da parte di Johnny 3, gli tocca mettere il piede sul pedale rosso, ma adesso è giù, tutto sul verde ed è un testa a testa lì, adesivo su il numero 21, Johnny 3, sta per iniziare il numero 10 ed è che passano in questo momento appaiati, giro numero 10, Johnny 3 all'interno, sì, il pilota padovano, sì, no così, e Johnny 3 infatti chiede cosa sta succedendo, ma no così ragazzi, non ci si può buttare così sui kart, no, usiamo il freno, andiamo a vedere il replay, vedete, Johnny 3 aveva già iniziato la curva, adesso controsterza perché ovviamente si sarebbe girato. Ve lo avevo già fatto vedere nei video precedenti, in questo video, schede, dai. Guarda la chiocciola, avrebbe da fare contatto, eppure ci avevo fatto un video anche qualche tempo fa. E anche in questo video qui ve ne avevo parlato. Bam, schede. Ma io voglio dire, siamo all'interno delle prove libere, non è una gara, non è un trofeo, non è un campionato, non ci stiamo giocando assolutamente niente. Ok, principalmente qui agli amici del kart Triveneto girano, si spera, piloti amanti del kart a 360 gradi, come è solito dire da me, che piace il mondo del motorsport e quindi sanno l'etica che c'è dietro e la morale. Ovviamente, ripeto, se il kart davanti a me sta già iniziando, la curva ha già sterzato, vedo che il kart inizia a prendere, ad avvicinarsi al punto di corda, ovviamente non faccio questa linea perpendicolare, non penso neanche di giocare a curling, ovviamente pam, lui parte per la tangente e vado a fare la curva. Ragazzi, no, non si fa così, ve lo ripeto, in modo che se magari condividete questo video e i video precedenti che vi ho linkato nelle schede prima, almeno potete vedere come viene fatto un sorpasso e come soprattutto non deve essere fatto un sorpasso in go-kart. Ragazzi, ci si fa del male, perché lì in quella staccata si arriva veramente forti, 9 millesimi di secondo, attenzione, leggero contatto, però no così, e io ho preso veramente paura, non pensavo che un pilota potesse andare così in una gara, chiamiamola semi competitiva, possiamo dirla così. Infatti c'erano delle coppe alla fine come premiazione, cioè ragazzi, avevo anche chiesto scusa per un mio tocco sul kart numero 21 e avevo detto ok, vai pure, perché stavo guadagnando la mia posizione su di te ingiustamente, quindi è giusto che tu riconquisti la tua posizione e che, se sarò capace, ti sorpasserò in un modo adeguato. Però ragazzi, se questa è la moneta per essere ricambiato, pazzesco. L'importante è una cosa, che non mi sia fatto male, che non si sia fatto male anche lui, perché poi è andato fuori strada, ha urtato le barriere gonfiabili e nessuno dei due si è fatto male. Ma la gara ovviamente è ancora in corso, andiamo a vedere com'è finita. Avete visto, aveva già iniziato la curva, però the show must go on. Johnny 3 riprende queste due posizioni perse. Il numero 19 qui in pista azzurra va a prendere due posizioni. Sono stati dei giri emozionanti, sono stati dei giri con della fibrillazione. L'importante è che Johnny 3 sia ai massimi livelli, che prema quel
pedale verde e che prema il meno possibile quel pedale rosso. Qui in pista azzurra sta iniziando un leggero tramonto, qualcosa di romantico, però ovviamente il cuore, le pulsazioni oggi sono ai massimi livelli perché si tratta del GP7 qui in pista azzurra per il quarto campionato. Amici del kart Triveneto, in una pista storica va Johnny 3 in questo momento ad affrontare le ultime due curve. Vedete qui sfiora il cordolo in 1.04.346 millesimi di secondo. Bene Johnny 3, 18esimo giro in questo momento, va a affrontare la parte terminale, vedremo se Johnny 3 riuscirà ad andare sotto l'1.04, vedremo se Johnny 3 riuscirà a regalarci l'emozione di abbattere il muro. 1.04 222, siamo 222 millesimi di secondo da abbattere, da limare, da tagliare. Vedremo se nel 19esimo giro Johnny 3 ha 2 giri, si spera, o vedremo se sarà l'ultimo giro questo, il giro valido. Il tutto per tutto dovrà dare il tutto per tutto Johnny 3, dovrà capire, imparare, mettere adesso su carta bianca e scrivere un giro perfetto, quello che riuscirà ad andare sotto il minuto e 04 secondi. Giro 19, sta per iniziare la parte veloce, eccolo, le luci del sole, il sole che tramonta, il sole che sta tramontando. Ed è sempre meno la luce. Giro 19 che si sta per concludere. Siamo a 50 secondi in questo momento. Johnny 3 bene, pelo sul cordolo, pelo in esterno sul cordolo a sinistra, va a cercare qui molto bene, poche le correzioni sul volante, va in posizione aerodinamica in questo momento sul traguardo. 1.03 485. Grazie Johnny 3, iniziato il 20esimo giro, non abbiamo visto la bandiera a scacchi. Johnny 3, mi raccomando, premi sull'acceleratore, dacci questa gioia di fare sempre bene, dacci questa gioia di stare sotto l'1.04 e per favore magari ripeti anche un 1.03 e 485 millesimi di secondo, perché vogliamo vedere delle traiettorie pulite, vogliamo vedere il gas, vogliamo vedere poche correzioni sul volante. Le luci adesso che si abbassano e ovviamente i piloti hanno dato tutto. 20 minuti di gara, Johnny 3 ha portato a termine anche il 19esimo giro e sta portando a termine in maniera egregia, possiamo dirlo, il 20esimo giro. Parte veloce ed è un giro buono ed è un giro valido. Bene qui sul cordolo in esterno a sinistra, anche qui sfiora il punto di corda a destra. Ultima curva in questo momento, alza le mani, 1.03 747. Bene Johnny 3, però potevi andare sotto l'1.03 e 485. Peccato, si è lasciato andare un momento, si è preso un momento tutto per lui. Però dai, va bene così, ha alzato le mani, sta applaudendo, ha alzato il piede sull'acceleratore, si è goduto il suo trionfo, la prima volta nel tracciato completo, nel tracciato full track, qui in pista azzurra. Wow, bellissimo, complimenti, magnifica gara, battaglie dall'inizio alla fine, soprattutto negli ultimi giri, e wow, per fortuna nessuno si è fatto male. E andremo poi a sentire le parole a caldo in questo GP7 del quarto campionato Amici del kart Triveneto. Da Manuel Cosimo Muia è tutto, il video prosegue. Dai, è andata bene, buona fortuna a tutti, buona fortuna. Sono contento di aver fatto questa gara, contentissimo, gara bellissima, un tramonto anche verso la fine, non so che capelli io abbia, però felice, gola secca. Ho fatto una gara in solitaria, però volevo capire bene i miei avversari, volevo studiarli bene, volevo vedere i loro pro e i loro contro. Siamo qui con Marco che tra poco dovrà fare la sua gara, ho ascoltato i suoi consigli, cerca di pelare, dosare l'acceleratore e freno. Sono stati consigli utilissimi perché mi sono serviti e penso di aver migliorato anche i tempi, poi adesso vedremo, vado a stamparli. Quanto hai fatto? Devo ancora vedere i tempi, adesso vado. Tu hai la GoPro? Sì. Ma quindi riesci a inquadrare anche il tedesco e me?
Che senso? Dimmi. Niente, no, niente, appena volevo vedere un paio di contatti praticamente. Ma dove sta sto tedesco adesso? Ma È dato via. Siamo qui con Marco, ringrazio ancora dell'invito. Sono contento, ti sei migliorato probabilmente. Adesso guardo i tempi e spero di sì. E l'importante è che tu ti sia divertito come tutti i ragazzi che sono venuti qua oggi, che erano quasi tutti neofiti, quindi le prime armi. È stata, penso, una bella esperienza per tutti e speriamo di riaverti anche per una prossima gara, dai. Vediamo in base agli impegni, non prometto niente, però vediamo il da fare. Grazie ancora, Grazie a te e alla prossima. E alla dai. prossima. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, se questi soldi 3,90 vi sono piaciuti, la pista intera di Pista Azzurra qui a Jesolo in provincia di Venezia, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video con qualche amico, amica, amante dei motorsport. Ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Manuel Cosimo Muglia, Johnny 3 e dai che andiamo.